Il contesto geopolitico continua a preoccupare e non poco il tessuto produttivo dell'intera regione Friuli Venezia Giulia. L'assessore Sergio Emidio Bini ha presentato in giunta 2 emendamenti alla legge multisettoriale per sostenere il tessuto produttivo regionale di fronte all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Il primo riguarda lo stanziamento di 14,4 milioni di euro per contributi a fondo perduto destinati a micro, piccole e medie imprese per compensare l'aumento dei costi del carburante sostenuti nel 2020 rispetto all'anno precedente, fondi che riguarderanno in particolare i settori della logistica e dei trasporti. Due interventi importanti, avevamo promesso alle categorie economiche, avevamo promesso alle imprese del Friuli Venezia Giulia che saremmo intervenuti per far fronte alla crisi, all'ennesima crisi per quanto riguarda i costi energetici. Bene, oggi in Giunta abbiamo approvato due importanti delibere, una è relativa al sostegno alle micro, piccole e medie imprese per quanto riguarda il costo dei carburanti, mettendo una dotazione significativissima, 14 milioni e 400 mila euro. Non solo, la Regione ha previsto un ampliamento della platea dei beneficiari per l'installazione di impianti solari con il bando non più limitato solo al manifatturiero. Per l'operazione sono stati aggiunti 500.000 euro, portando la dotazione complessiva a 10,5 milioni. La seconda è una delibera che amplia la fattispecie di intervento per quanto riguarda il bando fotovoltaico, quindi non più solo manifatturiero, ma anche il mondo delle costruzioni e il mondo del terziario tutto.